La Più fa il suo dovere e vince il primo dei due recuperi che deve disputare. A Cisterna contro Latina la squadra di Vertemati fa valere la sua forza e non soffre praticamente mai, portando in Friuli 2 punti pesantissimi. La copertina se la prende proprio il giocatore per cui è stato disposto in rinvio, l'argentino Marcos Delia, che domina sotto le planche. Il resto lo fa il giocatore buono per tutte le stagioni, Irisi Kanji. Partita tosta, campo difficile dove tante squadre hanno fatto fatica, Trieste ci ha perso, quindi la squadra è forte. Noi siamo stati bravi, solidi, nel momento in cui dovevamo alzare l'intensità difensiva e offensiva l'abbiamo fatto e l'abbiamo portata a casa. Come ho sempre detto siamo 10 giocatori, compreso anche Arletti, ognuno di noi può fare la partita. Ovviamente a turno c'è chi più e chi meno è protagonista, però secondo me protagonisti veri siamo noi giocatori, cioè la squadra è quello che fa la differenza, quindi bravi tutti, bravi anche lo staff. Torniamo al Carnera, partita importante, sicuramente una squadra che non conosciamo, non l'abbiamo mai affrontato, quindi quello secondo me potrebbe essere un po' la sorpresa di turno, però secondo me restando solidi mentalmente, preparandola bene, si può portare a casa. Ora Udine attende in casa la Juve Cremona, appena superata in campionato dalla Web Gesteco Cividale, che a sua volta ospiterà proprio Latina in un curioso scambio di avversari tra le due friulane. E se i bianconeri dovranno confermare il trend e cercare la quarta vittoria consecutiva, le Aquile di Pillastrini avranno lo stesso compito in uno scontro diretto molto importante che tanto potrà dire delle velleità della squadra del presidente Mikalic, il quale ha appena spento 54 candeline, di raggiungere i play-off, quello che sembrava un sogno ma che ora è diventato invece qualcosa di più concreto e tangibile.